Questa è un'iniziativa che serve per valorizzare l'identità e la storia del popolo veneto. Io sono stato eletto dal popolo veneto in Consiglio regionale, che è l'assemblea che rappresenta i cittadini del Veneto, e quindi il mio compito è esattamente questo: cercare di far conoscere questa identità, perché l'identità è un ingrediente necessario nel mondo che avanza, nel mondo globale, dove il Veneto deve avere un ruolo da protagonista, e per avere un ruolo da protagonista bisogna conoscere anche l'identità, bisogna capire che il Veneto ha bisogno di una struttura amministrativa totalmente diversa da quella che ha oggi per essere competitivo, quindi bisogna coniugare le esigenze politiche ed economiche con la nostra identità e tenere insieme tutto. Questa è un'iniziativa che ha esattamente questo scopo. È un progetto che è partito un anno fa, è un progetto artistico, culturale, legato appunto all'identità della storia del popolo veneto, e raffigura appunto le armate del XVI e XVII secolo relative alle truppe appunto della Serenissima Repubblica. È un calendario more veneto, quindi per la prima volta, seguendo la tradizione del Cao dell'anno, quindi a differenza del calendario gregoriano, è un calendario che parte dal 1° di marzo, e quindi sarà anche questa una novità, un po' un ritorno al passato, chiaramente non su basi nostalgiche, ma semplicemente per fare conoscere la storia e la cultura ai veneti. È una serie di 13 illustrazioni che rappresentano gli eserciti che erano al servizio della Repubblica Serenissima nel XVII secolo, e che ho illustrato attraverso una serie di informazioni che mi sono state date da storici e persone che lavorano nell'ambito culturale e che promuovono ancora oggi non soltanto le uniformi ma anche i valori stessi, insomma, di quel periodo. Ecco. Ho fatto delle opere ad acquerello, 70%, dove sono rappresentati tutti quanti i gruppi armati più importanti dell'epoca. Il mio compito è stato proprio andare in cerca, o nelle biblioteche oppure nelle collezioni private di alcuni amatori, in cerca di testi spesso preziosi perché datati, e andare a verificare cosa effettivamente c'era di assolutamente storico da cosa invece è stato costruito successivamente, ma è stato un lavoro appassionante, perché non solo ha riguardato far rinascere, far rivivere i reparti militari, ma anche quelle città fortificate che erano capisaldi del sistema difensivo della Repubblica Serenissima. Il ricavato di questa manifestazione culturale servirà a contribuire a donare il reparto alla nostra associazione Angeli Iberici per la chirurgia pediatrica, un laser che permette di svolgere attività operativa in microchirurgia e quindi alleviare quelle che sono le sofferenze poi nel post operatorio. Siamo qui oggi per comprendere un po' meglio qual è lo scopo benefico di questa iniziativa, oltre che ovviamente la valenza culturale che ha l'iniziativa di oggi, che è molto interessante, perché come Lions noi siamo abituati a dare una mano in termini di servizio nelle comunità.